Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche quest'oggi vi mostrerò una partita molto interessante giocata tra due giocatori professionisti. Sicuramente il bianco è un giocatore professionista, un grande maestro molto affermato di nome Kotronias, diciamo una delle icone, delle bandiere della Grecia, e il suo avversario ai tempi, perché questa è una partita giocata parecchi anni fa, e un giovane maestro fide con ambizioni di diventare maestro internazionale, poi a distanza di anni riuscirà a conquistare il titolo. Lui si chiama Pandavos con il nero, e il bianco appunto questo giocatore fortissimo Cotronies che diversi anni fa era abbastanza presente anche nei tornei italiani. Ok, iniziamo subito con la partita, che è iniziata in modo abbastanza normale, abbastanza comune, e 4 e 5 chiaramente sono le mosse più giocate in assoluto. Il bianco continua il suo sviluppo con una mossa lineare, cavallo F3, porta un pezzo verso il centro, e chiaramente, anche se è banale, una mossa come cavallo F3 ovviamente prepara la possibilità di arroccare corto quanto prima. E qui il nero fa una mossa sorprendente. Sicuramente diciamo, molti di voi magari potrebbero aver visto questa posizione altre volte, invece per altri potrebbe essere una posizione nuova. Ossia, è vero che il bianco attacca un pedone centrale, ma il nero non fa altro che restituire l'attacco attraverso una mossa un po' strana, perché qui il nero chiaramente sta portando due pedoni verso il centro, e l'idea principale è quella di deviare il pedone del bianco dai 4, e quindi cercare di creare un po' di iniziativa. E questa sequenza di mosse prende il nome di gambetto elefante. Ok, perché prende questo nome? Anni fa lessi un articolo dove diciamo che questi due pedoni centrali di 5 e 5 rappresentino un po' la zampa dell'elefante. Ok, allora il bianco qui decide di catturare, e le continuazioni del nero in realtà sono due. Una potrebbe essere quell'alfiere che si sposta quindi 6 per poi successivamente cercare di realizzare una spinta in F5 e quindi giocare col pedone in meno. Ad esempio, uno sviluppo probabile potrebbe essere il cavallo che si sviluppa in C3, io magari da nero gioco F5, oppure F5 lo giocherò in un secondo momento. Il bianco fa di tutto per mantenere il suo pedone in più, e il compenso del nero sarà dato dal fatto che prima o poi riuscirà a conquistare il centro e ad avere un po' più di iniziativa verso il centro. Queste sono senz'altro le idee del nero. Quindi il nero prima o poi, in questo momento, forse la mossa precedente, comunque sia, porterà un pedone in E4, e da lì cercherà di impostare il proprio gioco. Ogni volta che abbiamo un pedone in meno, o perché l'abbiamo perso o perché stiamo giocando un gambetto, non devo fare altro che cercare iniziativa. Quindi questo pedone di 5 io da nero lo utilizzo per limitare l'alfiere del mio avversario, quindi questo fortissimo attacco che potrebbe avere il bianco, mentre diciamo utilizzerò questo pedone per limitare i suoi pezzi, e utilizzerò i miei pedoni per prendere spazio verso il centro. Quindi questa è semplicemente l'idea del nero. Un'altra variante, che poi è stata la mossa della partita, è semplicemente cercare di prendere un'iniziativa immediata, perché io spingo il pedone e attacco il cavallo. Questo cavallo potrebbe essere mosso. Qual è l'idea? Se io sposto il cavallo verso il centro, questo pezzo non è difeso da nessuno, chissà, potrei cercare di approfittare di questo pezzo indifeso, magari con la cattura in D5 attaccandolo. Oppure, come prima, e anche questa è una mossa che rientra tra le mosse possibili, tra le mosse interessanti, il nero potrebbe continuare a guadagnare tempi contro questo cavallo che non è difeso, magari sviluppando il proprio alfiere. Ok, non entrerò molto nel dettaglio dell'apertura e diamo uno sguardo un po' alla partita, perché dopo i 4 un'altra mossa interessante è questa. Ossia, è vero che il nero attacca il mio cavallo, ma io inchiodo quel pedone perché voglio cercare di creare anche io un po' di iniziativa. Allora, se il nero catturasse in D5, una mossa molto semplice, che poi alla fine sarebbe una mossa risolutiva, potrebbe essere questa. Attacco la regina, attacco il pedone era inchiodato, quindi quando lui sposterà la regina ed è un po' indifferente dove, ok, in questo caso la metto qui in C6, io cambio tutto, resterò col pedone in più, e quindi il resto della partita sarà chiaramente più facile da giocare. Ok, il nero decide di difendere il suo pedone in E4 con cavallo
e in F6 il bianco continua ad attaccarlo. Anche qui ci sarebbe esattamente la stessa idea, perché se lui mi catturasse in D5, io sviluppo un cavallo che attacca la regina, attacca il pedone, e l'unica mossa che probabilmente potrebbe avere una sua logica potrebbe essere una mossa di sviluppo di alfiere inchiudendo il cavallo. A questo punto come continuo? Sposto il mio alfiere, quindi ripropongo la cattura della regina, lui mi cambia, io cambio, e il gioco proseguirà semplicemente con l'idea del bianco di catturare il cavallo difensore dei pedoni centrali e ottenere una posizione più comoda. Anche in caso di arrocco corto io potrei semplicemente cercare di prendere l'iniziativa con questo cambio, ma chiaramente devo analizzare cosa accade, perché se io prendo adesso, lui mi prende il cavallo e guadagno un tempo perché attacca la regina e poi la partita magari non prenderà quel seguito che volevo prima. Ad esempio una mossa come questa, regina e5 e attacco la sua regina che non è difesa, e la partita potrebbe prendere questa piega, che chiaramente è molto fastidiosa perché adesso il nero effettivamente è riuscito a prendere quell'iniziativa e in questa posizione, in questo momento, riuscirà a guadagnare un pezzo, dato che l'alfiere è inchiodato e ho la spinta in F6. Quindi bisogna comunque fare attenzione alle proprie mosse. Diciamo che se lui arroccasse corto, io magari prendo al centro e poi chissà più avanti cercherò di impostare la mia strategia contro questa regina che sicuramente non starà benissimo. Altrimenti magari dopo alfiere che va in B4 sicuramente un'altra mossa interessante potrebbe essere questa, e io mantengo la stessa idea di prima, cioè quella di guadagnare un tempo contro la sua regina che non è difesa, e dopo un possibile cambio per proseguire un po' come prima, e adesso ho un attaccante in più con 3-4, e cosa molto importante, non ho quell'intermedia in cui il pedone nero attaccava il mio cavallo. Adesso tornando un po' alla partita, quindi la partita è andata in questo modo, e il nero ha deciso di difendere, diciamo di interporre un proprio pezzo, mettere un alfiere in E7 per chiudere il possibile attacco contro il re. Il bianco ha catturato il pedone centrale, quindi a questo punto il bianco ha 2 pedoni in più, ma ha un ritardo di sviluppo. Cosa fare in questi casi? Il giocatore che ha un ritardo di sviluppo non deve far altro che cercare di aprire il centro. Questo è un consiglio sempre valido, un consiglio che funziona sempre, soprattutto quando c'è anche uno squilibrio materiale, perché qui abbiamo 2 pedoni in più per il bianco, quindi il nero, se non complica la posizione, se non crea tattica, non cerca di vincere, di aprire degli spazi, aprire diagonali per provare a prendere l'iniziativa, rischia sempre di perdere senza aver giocato, perché effettivamente se io qui dopo l'apertura ho sacrificato 2 pedoni da bianco, li ho catturati, nel momento in cui arroccherò corto non rischio nulla e sicuramente è tutto molto più facile. Quindi occhio a come dovrà continuare il nero. Sicuramente, tornando una mossa indietro, questa alfiere 7 è una mossa molto impegnativa, perché diamo al bianco appunto 2 pedoni di vantaggio. Ok, la partita continua in modo abbastanza logico, il nero arrocca corto e il bianco sviluppa i suoi pezzi. Tra l'altro le mosse del bianco sono abbastanza logiche, perché io sviluppo un pezzo, cerco di completare lo sviluppo, e così importante porto i miei pezzi a contatto con i vantaggi che ho acquisito dopo l'apertura. Quindi torre 8 indirettamente punta la regina e punta il re. Si dice che la torre in E8 a raggi X attacchi questi 2 pezzi. Perché raggi X? Perché chiaramente tra la torre e il re ci sono altri pezzi nella stessa traiettoria. Ok, il bianco continua con una mossa di sviluppo, alfiere di 2, chiaramente più facile, più veloce cercare di arroccare lungo rispetto a arroccare corto, quindi alfiere di 2 già prepara l'arrocco lungo. E qui il nero fa una mossa logica, perché come dicevo prima bisogna cercare di giocare per l'iniziativa, quindi se io giocassi mosse lente, non so, forse C6 per aprire la colonna D, il bianco non fa altro che arroccare e magari mettere il proprio re al sicuro, oppure, non so, forse anche regina C4, senz'altro una mossa possibile. Qual è l'idea? Portare un altro difensore su D5. Comunque il bianco fa mosse naturali, molto, molto logiche, e quindi manterrebbe il vantaggio senza molto compenso. Il nero gioca una mossa molto ambiziosa come B5, quindi il bianco accetta il terzo pedone. Cavallo 6,
Ok, cosa vuole fare? Attivare la torre. La condotta del nero è molto logica perché dobbiamo cercare di attivare rapidamente i nostri pezzi. C'è anche da dire che dato che abbiamo sacrificato 3 pedoni, prima o poi il giocatore che è in vantaggio potrebbe anche avere la possibilità di restituire i suoi pedoni di vantaggio. Quindi il bianco continua a portare dei pezzi. Dopo la mossa B5 che apre delle linee, in realtà si sono anche create delle debolezze. Questa casella C6 non è più possibile difenderla con i pedoni, e allora il bianco magari la utilizzerà per migliorare la posizione del proprio cavallo. Un cavallo che raggiunge una casella debole avversaria, difeso da un proprio pedone, prende il nome di avamposto e chiaramente è un miglioramento del proprio cavallo. E adesso arriva un momento tattico perché qui il nero cattura il centro, questo cavallo dobbiamo prendere, quindi adesso abbiamo un parziale di 2 pedoni in meno e un pezzo in meno, quindi bisogna cercare un po' di avere il compenso. Questi 2 cavalli non sono difesi, quindi alfiere F6 è una mossa abbastanza logica perché io sto attaccando 2 cavalli centrali. E qui il bianco fa una mossa che probabilmente era sfuggita al proprio avversario. Fa una mossa veramente bella che è questa. Ok, cavallo 6, creo un'interferenza tra la torre attaccante e il mio pezzo che non è difesa. E cosa molto importante, guadagna anche un tempo perché io sto attaccando la regina e ci sono anche altre variabili interessanti perché se lui mi cattura di alfiere, in realtà perde il contatto e perde la difesa col cavallo. Se lui mi cattura di pedone, così come è andato in partita, io ho una mossa ancora molto più furba, che è questa, scacco, e la sua regina è in una situazione di sovraccarico perché o mantiene il controllo di F6 oppure difende la torre, perché abbiamo una regina che da B5 chiaramente è abbastanza fastidiosa. E il nero cattura, il bianco arrocca a lungo. È vero che non abbiamo più un pezzo in più, però abbiamo mantenuto un vantaggio materiale e anche una posizione sicuramente migliore. Perché? Perché l'arrocco del mio avversario è abbastanza debole, non ci sono pezzi leggeri che sono lì a contatto pronti a difendere il proprio re, quindi questa è una posizione in cui con certezza possiamo affermare che il bianco stia meglio. E adesso la strategia del nero non è andata come probabilmente lui voleva, quindi a questo punto magari si limita per cercare di ridurre lo svantaggio materiale, cercare di recuperare qualcosa, anche se, come abbiamo detto, ci sono tante debolezze nell'area, tra cui tutti questi gruppetti di pedoni che sono delle isole pedonali. Solitamente il giocatore che ha più isole pedonali ha chiaramente un gioco più difficile perché un numero maggiore di isole pedonali dobbiamo considerarlo come una debolezza. Ok, mossa logica alfiere C3, perché logica? Perché metto l'alfiere sulla diagonale più lunga, magari non è la mossa migliore, però sicuramente è una mossa logica che va bene. C5 da parte del nero per cercare magari di giocare D4, tappare e chiudere l'alfiere avversario. Dopodiché il bianco riesce a vincere. Il bianco con la mossa che tra qualche secondo vedremo, che probabilmente qualcuno potrebbe anche aver intuito, riesce a ottenere a obbligare l'abbandono dell'avversario. La mossa è stata torre per D5 con l'apertura anche di questa diagonale e il nero decide di arrendersi. Perché si arrende? Perché chiaramente in questo momento il suo re è indifeso, la sua regina è vincolata alla difesa della torre, quindi non può creare realmente grandi attacchi. Forse la mossa possibile potrebbe essere regina 7, però il bianco si limita a sviluppare i propri alfieri e a coordinarli, quindi una coppia degli alfieri che punta contro il re avversario chiaramente è qualcosa di molto positivo. Tutto ciò aggiungiamo che il nero adesso si ritrova con 4 gruppi di pedoni, 4 isole pedonali, tantissime caselle deboli e uno svantaggio materiale di 2 pedoni, che probabilmente sono quei 2 pedoni che effettivamente, tornando diverse mosse indietro, il nero ha deciso di sacrificare. Allora, quale potrebbe essere la morale di questa partita? Diciamo che se io gioco un gambetto devo essere molto sicuro almeno delle varianti principali delle prime mosse, perché effettivamente il bianco è riuscito dall'inizio alla fine a prendere un'iniziativa. Stiamo parlando di giocatori molto forti. Ricordo, il bianco è un professionista, un grande maestro con ben 2590 punti quando ha giocato questa partita, e il nero è un maestro FIDE che con ambizioni di diventare maestro internazionale. La differenza del punteggio Elo e le conoscenze all'interno della scacchiera
diciamo, sono venute fuori. Ha vinto il bianco una partita molto, molto lineare e sono certo e spero che possa darvi qualche spunto in più. Allora, come sempre, questa partita la potrete consultare nel link dello studio Lichess che troverete nella descrizione del video, e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!